Buonasera a tutti, bentrovati a questo incontro che di fatto è il primo confronto tra i due candidati a sindaco del Comune di Verona che si giocheranno l'elezione al ballottaggio di domenica 25 giugno. Federico Sborina e Patrizia Bisinella per la prima volta di fronte a due, ma anche per la prima volta invitati dall'Università di Verona, un momento quasi storico, con la precisa volontà da parte dell'Ateneo di parlare del futuro della città così come loro la immaginano e si propongono magari di attuarlo in veste di sindaco, cercando magari di mettere a fuoco noi con loro i temi più specifici che riguardano un Ateneo, che sono quello della cultura, della ricerca, ma anche di quelle ricadute che forse dal mondo accademico una città si attende o si dovrebbe attendere. E l'Università di Verona, magari voi lo sapete molto meglio di me perché molte di queste persone la frequentano, comunque sono parte di questa università, ha una storia recente, ma è una storia comunque di successo, una storia a volte sembra di capire più nota fuori da Verona che dentro in città. Università di Verona sono molti studenti, lo dicevamo prima con il rettore, 23.000 vuol dire che ogni 10 veronesi c'è uno studente, non è una presenza da poco. Sono più di 1.000 persone che ci lavorano, 1.500, sono una comunità che produce, virgolette, e passatemi il termine, produce laureati, professionisti, ma dovrebbe produrre anche un certo benessere culturale. Forse non sono più i tempi in cui l'università sta molto distaccata dalla città e ha le sue sedi, i suoi professori che pensano, che decidono, ma forse non è ancora arrivato il tempo in cui l'università è strettamente connessa con la città. Allora forse di questo vorremmo parlare, di quale rapporto questi signori, un giorno diventati sindaco o sindaca, come volete, di Verona, vorrebbero avere con questo Ateneo. E per fare questo sottoporremo loro alcune domande che vengono da noi e poi ci sarà la possibilità per il pubblico di intervenire. La modalità è questa: a un certo punto saranno distribuiti dei foglietti nei quali potete scrivere la domanda va fatta a entrambi i candidati, quindi non domande specifiche per la signora o per il signore, ma una domanda per entrambi i candidati. Passo la parola al padrone di casa, al rettore, per il suo saluto di benvenuto. Sì, perfetto, grazie. Innanzitutto benvenuto a Patrizia Bisinella e Federico Sborina, e un ringraziamento, felicitazioni ovviamente per il risultato conseguito, un ringraziamento per aver accettato l'invito, un ringraziamento che estendo anche a Elena Camillo per aver accettato di moderare l'incontro, e un ringraziamento a tutte le persone che hanno venuto, sono numerose, quindi direi che in questo almeno posso rappresentare la mia piena soddisfazione. Idealmente possiamo vedere questo incontro come la seconda tappa di un incontro che ci fu in società letteraria, ovviamente prima delle elezioni, in cui appunto il tema dominante era quello della cultura. Qui, se noi vogliamo vedere, idealmente c'è questa seconda tappa, il tema, accennavo anche prima Elena Camello, principale è quello della cultura, dello sviluppo della città, del rapporto con l'università, però non è un tema esclusivo perché potremmo trattare anche di temi di interesse generale, tant'è che appunto abbiamo voluto organizzare questo evento aperto al pubblico perché non ci piaceva assolutamente l'idea di fare un intervento a porte chiuse. Insomma, la comunità universitaria è parte della città, è una parte cospicua, prima l'hai ricordato, tra 23.000 studenti e quasi 1.500 dipendenti, insomma 1 su 10, ripeto, di cittadini di Verona, no? Quindi frequentanti di Verona, ha a che fare con l'università. E quindi ci sembrava appunto doveroso poter offrire uno spazio per il dibattito, uno spazio per il dialogo, uno spazio che ha però caratteristiche ben precise, che è uno spazio istituzionale neutro, quale deve essere il ruolo dell'università, un luogo in cui si sviluppano idee, si sviluppano
attività didattiche di ricerca, ma è anche un luogo aperto alla città che consente anche alla città di poter ritrovarsi per discutere secondo i canoni che devono caratterizzare le attività che si svolgono in questo edificio, in questi spazi, diciamo. Quindi assolutamente di un dibattito che riguarda i grandi temi di interesse generale, che siano appunto svolti con un certo metodo e con un certo stile. Quindi ripeto, questo è un po' l'origine dell'iniziativa. Se volete, per coloro che hanno un po' di familiarità con le funzioni universitarie, diciamo che siamo nel pieno della terza missione, che è una missione istituzionale che ci chiede il Ministero. Bene, allora possiamo cominciare. Banalmente, siccome la nostra idea è di capire quale progetto di città hanno i nostri candidati, che il 25 giugno sapremo quale dei due appunto sarà il sindaco di Verona, se la nostra idea è di capire qual è la loro idea di città, vorremmo costruirla un pochettino un pezzetto alla volta. Per esempio, nota pratica, cercherò che parlino più o meno gli stessi tempi, anche se non stiamo a prendere il tempo come nei dibattiti televisivi, e rivolgerei le domande alternativamente prima all'uno e poi all'altra. Andiamo in ordine alfabetico. La prima o di cavalleria alfabetico, e partiamo banalmente. Ma nel vostro programma, quello che avete scritto, condiviso, costruito e pubblicato, quante volte compare la parola università? Sì, allora ringrazio il rettore, tutti i docenti e tutti gli studenti dell'università, tutti presenti per l'occasione dell'incontro. Un saluto a tutti e a tutti. Nel mio programma è fondamentale la parola università, università accanto a quella istruzione, accanto a politiche giovanili, accanto anche però a sviluppo della città, della nostra offerta culturale, cultura nel settore strategico della nostra Verona, e anche dello sviluppo poi economico e produttivo che è connesso. Io credo che l'Università di Verona rappresenti, abbiamo la fortuna di saperlo bene perché lo dicono tutti i parametri nazionali, davvero un'eccellenza, e io credo che sia una delle fondamenta da cui partire per il domani, per il futuro ancora più forte della nostra città. Io penso e spero, ovviamente se avrò la fortuna di poter essere io sindaco della nostra amata Verona, che sia un asse portante e anche dell'impegno che deve avere l'azione amministrativa per creare una sinergia vera. Cosa intendo? Già oggi esistono delle forme di collaborazione tra vari dipartimenti di questa università e il mondo delle imprese. Scusate. L'aria condizionata fa scherzi positivi e anche però negativi, purtroppo la voi. Già funzionano delle sinergie forti tra il mondo dell'università, certi dipartimenti, quelle della ricerca, dell'innovazione non solo, e il mondo delle nostre imprese. Io penserei di intensificare ancora di più, e nel mio programma c'è proprio questo, percorsi dedicati per i giovani, per favorire la loro entrata nel mercato del lavoro attraverso un potenziamento, quindi con davvero un'interlocuzione vera e diretta e costante con l'Ateneo, un percorso formativo dei tirocini, degli stage precisi e dedicati per i giovani nelle nostre aziende, che non sono poi soltanto quelle industriali, ma penso anche a tutto il grande settore agroalimentare. Già oggi il Dipartimento della Ricerca e dell'Innovazione sta ben lavorando assieme a molte delle aziende agricole. Per esempio sono state fatte delle avanzatissime scoperte anche sul genoma della vite, per esempio, e sono delle potenzialità enormi da sfruttare, e pensare a dei percorsi dedicati per i ragazzi, a degli stage, dei tirocini che magari prevedano anche un periodo orario calibrato ma non gratuito, quindi l'amministrazione può anche accompagnare con delle forme di contributo questi percorsi, possa aiutarli davvero a inserirsi nel mercato del lavoro. Penso però anche a come si possano aiutare davvero coloro che stanno affrontando lo studio. Un'amministrazione comunale può favorire borse di studio
studio per esempio, o contributi per studenti meritevoli che già oggi avvengono in base ai parametri ISEE, diciamo, del reddito delle famiglie, ma che potrebbero essere ancora più valorizzati, e non solo attenendosi ai parametri ISEE attuali, perché ci sono molte famiglie che hanno più ragazzi, più studenti in età scolastica, quindi al di là del reddito e dei valori ISEE nazionali, prevedere comunque degli aiuti concreti per esempio sostenere le tasse universitarie o per poter acquistare con dei bonus dedicati dei libri o per avere proprio delle borse di studio e di ricerca. Magari Scusa, si sente? No, sì. Ecco, no, magari poi sullo specifico torniamo, era giusto per capire l'importanza che date a questa interconnessione che sembra di capire ci dovrebbe essere di più tra l'università e il comune. Poi magari torniamo su alcune iniziative pratiche. Per chiudere, certamente interconnessione continua e vera, anche per la vocazione e la posizione strategica che Verona ha naturale tra il corridoio 1 e il 5, quindi di fronte a Europa e Mediterraneo, quindi io penso molto più anche a investire sull'internazionalizzazione dell'offerta dei nostri studenti, perché la vocazione sarà quella di avere una città sempre più europea, sempre più collocata in una domanda e in un'offerta futura di un'Europa più forte. Federico Sborina, come se lo immagina migliorabile il rapporto tra la città e il suo Ateneo? Dico suo sottolineando. Allora, intanto buonasera a tutti, io partirei un attimo da più lontano, cioè partirei da quando negli anni 50 un sindaco, Giorgio Zanotto, ebbe un'intuizione geniale. Ebbe un'intuizione geniale, cioè quella di iniziare il percorso per fare in modo che noi oggi siamo qui. Siamo qui con un percorso che si è sviluppato e quindi lui e poi anche tutti coloro, rettori, sindaci che nel corso degli anni hanno creduto in questa cosa che si è, secondo me, secondo noi, un po' affievolita nel rapporto con la cittadinanza negli ultimi anni. Ve lo dico con un esempio come la penso io. Io sono stato assessore allo sport 5 anni. La prima cosa che ho detto all'allora preside della facoltà di scienze motorie è stata questa: ho detto ma non me ne frega niente, avevamo dei problemi di spazi evidentemente, perché comunque ci sono dei problemi di spazi, di palestre e di quant'altro. Non me ne frega niente di avere uno spazio in più, certo ci serve perché ci sono società del territorio che hanno bisogno. A me quello che interessa è che i vostri ragazzi, i vostri laureati interagiscano con me, interagiscano con il mondo dello sport, interagiscano con la città, con le grandi manifestazioni che abbiamo fatto, con la formazione, con l'educazione dei ragazzi all'interno delle scuole, perché questo secondo me è un dialogo costruttivo. L'ho fatto da assessore allo sport, adesso mi candido a fare il sindaco di questa città dal 26 giugno. Il principio è esattamente lo stesso, è un'interazione che deve essere continua, perché guardate, l'eccellenza dell'Università di Verona, in primis nell'ambito della ricerca, noi dobbiamo, mi permetto di dire con un termine un po' così, sfruttarla, cioè non possiamo chiuderla dentro un fortino. Io l'ho vissuto per un'altra cosa importantissima della nostra città, pensate alla Fiera di Verona. Io ci abito a fianco, sono cresciuto da fianco ai Zai e ci ho lavorato per tanti anni a fare le maschere, responsabile della sicurezza all'interno, e l'ho sempre vista come un qualcosa di chiuso all'interno di quelle 4 mura che ci sono in Borgo Roma, adesso anche un po' asfissiate tra l'altro dal traffico. Non può essere così. Le eccellenze che abbiamo, vi ho fatto 2 esempi, oggi siamo qua all'università, ve ne ho fatto un altro, perché quando uno pensa a un'eccellenza della nostra città pensa al Brand in Italy, no? Che è conosciuto in tutto il mondo. Non può rimanere chiuso dentro un fortino. Deve essere la città che va dentro la fiera, che va dentro l'università, e l'università e la fiera che vanno dentro la città. Si deve creare un tutt'uno, e questo lo si può replicare non solo nel rapporto tra il mondo universitario e il mondo fieristico e la città, deve essere così. Qui vicino abbiamo una caserma dove pochi sanno che probabilmente abbiamo delle eccellenze dal punto di vista militare, ragazzi che vanno nelle missioni per la pace in tutto il mondo. Non può rimanere chiusa dentro un fortino, io ne ho già parlato anche in quella sede. Noi le nostre eccellenze in tutti gli ambiti dobbiamo, mi ripeto, con un termine che sembrerebbe brutto da dire, ma che invece a me piace in questi termini, noi dobbiamo sfruttare, perché secondo me le eccellenze che abbiamo all'interno dell'università vogliono essere sfruttate per far crescere l'università e per far crescere la nostra città.
esempio, un giorno dal 26 giugno lei è sindaco o lei è sindaco. Come lo immaginate questo rapporto? Non dico un assessorato ai rapporti con l'università, ma un dialogo, un confronto, non soltanto su quando c'è da chiedere il permesso magari per costruire o per ampliare, ma anche nel programmare. Praticamente come lo immaginate, visto che entrambi dite che il rapporto c'è, che l'università è una risorsa che però va potenziata o sfruttata, come dicevate. Allora, ecco, secondo me i rapporti con l'università fa parte di quella serie di mansioni, di competenze che deve tenersi il sindaco. Perché i rapporti istituzionali, il sindaco non deve tenersi deleghe, come è successo in questi ultimi 5 anni, la delega alla cultura, la delega sicurezza, non ha il tempo per seguire dei comparti che necessitano invece di una persona che si occupi stabilmente di quello. Il sindaco deve rappresentare la cittadinanza e quindi è il sindaco che deve rappresentare la cittadinanza nei rapporti istituzionali con le eccellenze della nostra città, quindi con l'università. Oggi stiamo parlando di quello. Ed è una questione, prima rispetto alla domanda che mi è stata fatta, che all'interno del programma è trasversale, proprio perché non è un fortino. Il rapporto al mondo universitario, guardate, io sono cresciuto in questa università, o meglio, mi sono laureato a Trento, perché giurisprudenza non c'era ancora, ahimè, quando ho cominciato a studiare io, ma visto che lavoravo in fiera, dovevo poi raddoppiare le ore di lavoro, quindi passavo le mie giornate in emeroteca, in Frenzi, dalle 7:30 della mattina quando apriva fino a sera, per guadagnare un po' di tempo che perdevo, tra virgolette, per guadagnarmi, per essere indipendente, lavorando in fiera. E quindi deve essere trasversale su tutto, deve essere trasversale perché il popolo universitario, che è un popolo di giovani, è un popolo bello, un popolo vivo, deve avere ha delle necessità che devono essere soddisfatte trasversalmente. Ci sono 2 canali, c'è il canale dello studente universitario, quindi l'offerta deve essere sul trasporto. Noi abbiamo un ateneo che è cresciuto, facoltà che sono dislocate in varie parti della città, necessità di trasporti coerenti rispetto a varie sedi della nostra università, ma significa l'offerta culturale, significa l'offerta sportiva, dopo magari ci parleremo. Quando abbiamo ereditato, tra virgolette, preso il carico dei militari a caserma Passalacqua, e dopo magari ci torneremo. Sapete la prima cosa che è stata fatta? L'ho fatta come assessore allo sport, abbiamo fatto dove c'era la piazza d'armi, diciamo lì dove atterravano gli elicotteri, il campo per il bus rugby. Quello è diventato un bellissimo campus, che poi è stato trasferito, l'ho fatto a Parona, con i 2 campi da rugby, perché? Perché nella logica dell'interazione tra l'università e l'amministrazione comunale, per i giovani, lo sport, la possibilità di muoversi, l'offerta culturale, tutte quelle necessità che gravitano attorno a coloro i quali vengono anche da fuori e che hanno quindi la necessità, la voglia di fermarsi nella nostra città, e magari sono delle eccellenze che poi rimangono nella nostra città e crescono all'interno della nostra città e danno un valore aggiunto alla nostra città, e questo è un canale. E poi c'è l'altro canale che è quello invece evidentemente dei rapporti istituzionali, che passa anche attraverso il primo, perché quando si parla di trasporto pubblico o di parcheggio, di altre necessità, ma poi ci sono anche gli spazi che devono essere aumentati, ed è evidente che siccome ci troviamo all'interno del territorio comunale, l'interazione, anche dal punto di vista squisitamente amministrativo, tra l'università e il comune di Verona sono fondamentali, necessari e indispensabili. Patrizia Bisinella, sullo stesso tema, cosa farebbe per istituzionalizzare, se è necessario farlo, questo rapporto? Allora, sì, io penso di istituzionalizzarlo in questo senso. In questi giorni di campagna elettorale ho avuto modo, nel confronto con le varie categorie, i vari esponenti del nostro mondo, che è quello economico, produttivo, finanziario, ma anche culturale, ma anche proprio espressione della comunità veronese, sociale, nel mondo dell'associazionismo, del volontariato, che al centro della mia azione vorrei mettere davvero il rapporto immediato e diretto di interlocuzioni, di coinvolgimento vero nelle scelte più importanti e strategiche dell'attività amministrativa. L'assessorato all'istruzione, che si occupa quindi dalla primissima infanzia a tutti i percorsi di crescita dei nostri ragazzi e degli studenti, deve agire in sinergia anche con l'assessorato alla cultura. Io ho già detto, ed è scritto nel programma elettorale, che intendo creare un'apposita cabina di regia per quanto riguarda la conduzione dell'offerta culturale, affinché in città possa essere sempre più ampia e sempre più qualificata, perché è un asset strategico che va di pari passo alla crescita di quello che è l'altro asset strategico, che è quello dell'offerta turistica.
La nostra è una città a vocazione turistica, la nostra area è diventata, grazie anche a quanto fatto dall'amministrazione in questi 10 anni, terza area d'Italia per offerta turistica. Gli enormi risultati raggiunti devono essere capitalizzati e potenziati. E allora in due fronti la istituzionalizzazione del percorso. Innanzitutto nel momento in cui dovrò individuare queste due figure esterne all'amministrazione, quindi penso esterne alla giunta ovviamente, che siano figure tecniche di comprovata esperienza, quasi con un approccio manageriale alla conduzione, che accompagna ovviamente l'indirizzo politico della città, questo chiaramente, ma che siano di esperienza tecnica nel comparto culturale e turistico. Il coinvolgimento dell'Ateneo deve esserci assolutamente e dell'università, sia nell'ambito della scelta di queste figure, sia poi nell'interlocuzione che dovrà avvenire sempre per le scelte più importanti che atterranno alla offerta culturale della città. Quindi il coinvolgimento, un tavolo tecnico che veda tra i suoi componenti tutti gli elementi di questi settori che ho citato e che sono la base portante del nostro tessuto, della nostra comunità. E quindi l'università è fondamentale. Secondo aspetto, continuare sul binario di un'interlocuzione diretta anche sulle cose però più immediate e concrete che siano davvero di ausilio, di aiuto ai giovani. Penso a quanto ha fatto questa amministrazione assieme ad ESU, per esempio, per aiutare i giovani, per esempio, nell'utilizzo di percorsi dedicati, di spazi condivisi e, per esempio, anche dei mezzi di trasporto. E lo penso anche in prospettiva di crescita, perché ci sono già dei progetti in corso molto importanti che attengono alla riqualificazione anche urbanistica della nostra città, di questa zona, della zona di Veronetta, con alcuni immobili ed edifici per i quali il rapporto con l'università è fondamentale e imprescindibile, perché alcune scelte saranno da compiersi assolutamente assieme. E potranno diventare spazi ovviamente di utilizzo dell'università. Un tema più concreto, ma che poi ha anche delle ricadute meno concrete, forse più di benessere, che io volevo sottoporvi. Si è visto come appunto questo polo, questa Santa Marta con tutti i suoi spazi, con questo meraviglioso restauro, abbia di fatto riqualificato questo quartiere, dandogli non solo un aspetto più bello, ma anche forse una frequentazione migliore, più socialmente più rilevante. Ecco, avete presente come amministratori che vi proponete di essere, quanto anche fisicamente la presenza dell'università possa essere importante per un quartiere, per chi ci abita? Vi prego di rispondere brevemente, se no fra un po' partiamo con le domande del pubblico e non riusciamo a costruire certo. un progetto. Allora, è fondamentale. La riqualificazione e la pianificazione urbanistica della città ha avuto come interlocutore per molti aspetti l'università in maniera parte attiva, anche con dei suggerimenti importanti che devono continuare e io credo anche debbano essere implementati. Questo è ovvio. Questa area, ma è stata citata tutto il complesso Passa l'Acqua, in prospettiva dovrà avere un contatto diretto immediato per venire incontro a delle esigenze oggettive che sappiamo essere in corso tra università e amministrazione comunale, che qualsiasi amministrazione avrà necessità di dare risposta e che per fortuna vedono oggi un avanzamento importante. Parlo di tutta una riqualificazione che porterà a creare quel vero e ampliare quel vero campus universitario che in tutta l'area di Passalacqua verrà a essere creato, con la creazione di un parco urbano importante, perché avrà un'estensione di 190.000 metri quadri, per capirci 2 volte il Parco San Giacomo, e che prevederà la realizzazione anche di spazi universitari, edifici, appartamenti e la famosa biblioteca che è tanto attesa da questa università, ma penso anche a altri immobili importanti nei quali sarà necessario trovare anche un modo di scambio, diciamo, tra uffici ed edifici oggi di competenza comunale con quelli universitari. Quindi senz'altro è un'interlocuzione che deve continuare, che sarà importante proprio per la riqualificazione urbana della zona. Qualificazione. Deve guadagnare un po' di tempo perché ha parlato meno. Riqualificazione, università come volano, usiamo questa parola non particolarmente bella, per dire che
può avere anche un ruolo sociale all'interno di una città, e l'esempio di Veronetta è abbastanza evidente. Sì, mi permetto di partire, mi permetto su alcune considerazioni che ha fatto e poi attacco sul mio intervento. A me fa piacere che adesso si arrivi ad una cabina di regia della cultura, del turismo, che non c'è stata in questi 5 anni. Già qualche mese fa ed è evidente che chi ha amministrato fino ad ora ha una grande responsabilità. Non è che si può dire che adesso si fanno tutta una serie di cose, si avevano 5 anni, gli ultimi 5 anni per farle, non sono state fatte. Mi fa piacere vedere come insomma parti del programma poi vengono riprese anche da altri candidati, vengono portate avanti, che è la stessa questione della riqualificazione di questa zona. Allora, chi vive in questa città sa benissimo che la zona di Veronetta è una zona che è stata sicuramente riqualificata rispetto a qualche anno fa, ma che vive ancora delle tensioni, delle negatività importanti, perché è indubbio che alcune vicende anche e soprattutto di cronaca nera hanno interessato e interessano soprattutto questa parte della città. Allora è vero che riqualificando questa zona, io guardate, non è che voglio fare esempio della mia vita, ma perché fatalità ci casco in mezzo, mio zio aveva la pasticceria in via San Paolo, quindi io questa zona l'ho vissuta da bambino, quando venivo la mattina a messa a San Paolo e poi mangiavo la brioche e il cappuccino nella pasticceria di mio zio. Quindi figuratevi se non ho visto crescere questa zona da quando sono partite le varie facoltà, economia, lingue, e poi sono cresciute, come è stata riqualificata. Adesso siamo però arrivati alla fine. La Passalacqua è ferma da anni, ed è ferma da anni. Ci sono state anche delle vicende giudiziarie che hanno interessato la caserma Passalacqua. Ci sono state delle condanne rispetto a dei percorsi di amministratori all'interno, non solo per quello, all'interno di un percorso amministrativo. Allora, dire adesso che bisogna riqualificare, certo, siamo tutti d'accordo che bisogna riqualificare, bisogna prendersi l'impegno di accelerare delle cose che sono state fermate, bloccate o comunque sono state rallentate, diciamo così, virgolettiamo, si sono rallentate, ecco, diciamo così, per usare un gergo ecumenico, diciamo che si sono rallentate in questi ultimi anni. Ma è chiaro che la riqualificazione completa, come è stato fatto per la Santa Marta, non ancora in via definitiva, come deve essere fatto per la Passalacqua, cambierà completamente il volto di questa zona. È come quando io dico che bisogna fare 500.000 metri quadri di Central Park allo Scalo Merci, perché quello cambierà il volto della nostra città, ma non costruendo metà cemento e metà parco, facendo 500.000 metri quadri di parco, andando a sancire e a chiudere una frattura che esiste tra la parte sud martoriata e massacrata della città e il centro storico della città. Allora queste sono scelte che noi portiamo avanti, e però mi permetto di dire in un'ottica di discontinuità e di cambiamento rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni. Visto che ci siete andati a parare entrambi, il grande tema della caserma Passalacqua, questo grande progetto che doveva crescere, che poi si è arenato per diverse ragioni, alcune delle quali appunto sono state elencate da Federico Sguarina. Ma voi vi sentite di promettere nei primi 100, 90, 150 giorni di prendere in mano questa situazione, visto che potrebbe essere un grande polmone per la città, ma non solo il verde, il bello e i giovani che girano, ma anche il segno di una città che ha voglia di ripartire da cose che invece si sono bloccate. Tocca a Federico Sguarina. Sembra che tocchi a me. Allora ho fatto tutta la campagna elettorale dicendo, siccome questa domanda di 100 giorni me l'ha chiesta 100 volte, 100%, e ho sempre risposto che io non faccio promesse in campagna elettorale, quindi ho sempre risposto. Però questa è una cosa un po' diversa, nel senso che se la domanda è chiuderai la questione perché deve passare 100 giorni, quello diventa un po' difficile. No, chiudere no, ma la riprendiamo in mano. Arrivavo a una battuta per arrivare a dire che evidentemente, siccome una delle questioni nevralgiche per tutte le serie di cose che ho appena detto, cioè una di quelle cose che cambiano il volto sicuramente di una parte importante della città, è chiaro che una delle cose, delle situazioni di maggiore attenzione che bisogna prendersi in carico non nei primi 100 ma nei primi 10 giorni, nel senso
sono evidentemente, quando si comincia ad amministrare, delle priorità. Mi permetto anche di dire, perché bisogna essere corretti e sinceri nel dire le cose, che ovviamente bisogna prendere in mano tutte le carte, vedere qual è lo stato dell'arte delle cose, riprendere in mano. Io non sono stato nell'amministrazione in questi ultimi 5 anni, ovviamente l'ho studiata, l'ho approfondita e tante cose evidentemente le so anche molto bene, però è chiaro che per vederle assolutamente tutte tu devi sederti, devi diventare sindaco, puoi avere accesso a tutti quegli atti che magari in questi anni, ecco un altro tema su cui noi vogliamo dare un segno di cambiamento, di discontinuità, diciamo che io parlo sempre di casa di vetro, cioè di trasparenza totale, dove anche i cittadini che non ricoprono nessun ruolo istituzionale possono vedere quotidianamente cosa succede dentro la casa comunale. Ecco, io in questi ultimi anni non sono ben riuscito a vedere una questione, quella della trasparenza, che è fondamentale, e sono appunto, non ho avuto, diciamo che le finestre della casa di vetro erano un po' opache in questi ultimi anni, cercheremo di ripulirle e comunque dall'interno vedremo tante cose e quindi sarà sicuramente una delle prime cose che prenderemo in carico. Chi vuole fare le domande poi attraverso del pubblico, vuole fare domande attraverso noi che le leggiamo, può prendere il foglietto, oppure insomma non viene distribuito a tutti, dovete farli avanti, ecco, per poterlo avere. Patrizia Bisinella, 100 giorni o 95, quanti saranno? Prenderà nel caso in mano la situazione passa l'acqua? Sì, no e come? Allora, chiunque di noi arriverà ad amministrare avrà una situazione abbastanza fortunata adesso, perché è stato di recente approvazione, la giunta è ancora in corso, no? L'amministrazione è ancora in carica, è stato approvato un atto di indirizzo che prevede di rivedere termini della convenzione tale per cui si può ora prevedere dove collocare la biblioteca, riprendere le trattative che erano state interrotte, e vorrei fare chiarezza e precisare, perché questo è un aspetto molto importante. La questione passa l'acqua non ha alcuna vicenda giudiziaria in corso legata a un qualcosa di attinente all'amministrazione comunale. Nessun atto amministrativo è mai stato illegittimo per qualche motivo, illecito, né è mai intervenuto nella vicenda. Ecco, vorrei chiarirlo perché è un aspetto importante. Quindi non dell'Università Sant'Or sa bene, la vicenda ha avuto delle interruzioni per alcuni ritrovamenti dei reperti, diciamo, valutati dalla ex sovrintendente come dei reperti tali per cui sono stati bloccati i lavori. Di conseguenza 2 anni di interruzione sono stati dovuti a questa valutazione. Con il nuovo sovrintendente tuttavia si è appunto trovata, che è il dottor Magani, una nuova forma di collaborazione e valutazione. Adesso si tratterà di capire come valorizzarli, se riportarli magari in un contesto, in una collocazione migliore, dove collocare biblioteca, ma è in corso una trattativa. Chiunque di noi arriverà si troverà quindi subito la possibilità di poter arrivare a una definizione, quindi certamente sì. Secondo aspetto, altra occasione favorevole per chi di noi arriverà è la sistemazione e riqualificazione finalmente del nostro secondo silos. Questo perché l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere con il famoso bando al quale ha partecipato per le periferie 18 milioni di euro di contributo statale, 18 milioni di euro che saranno destinati proprio alla riqualificazione del secondo silos, che sarà completamente dedicato a spazi per l'università. E questa è una buona notizia. È un'ottima notizia, quindi sarà fortunato. Questo va detto. E chiudo una, permettetemi, velocissima considerazione. È chiaro che ciascuno di noi, oltre a questi 18 milioni di euro, ha una convenzione, atti di indirizzo che sono in corso, che quindi chiunque si troverà di noi ad amministrare si troverà ad avere sul tavolo come capitale aggiunto da valorizzare, non può che partire e presentarsi a tutti i nostri concittadini veronesi con il proprio programma. Quindi io parlo per me, per il programma che verrà e per la Verona che io immagino con me da qui ai prossimi 10 anni, prendendo atto dei grandi e ottimi risultati raggiunti che intendo valorizzare. Ma è chiaro
chiaro che in questo senso siamo entrambi in discontinuità, perché siamo entrambi due sindaci diversi con programmi diversi. Siccome abbiamo capito che di là ci sono gli applausi per questa parte e di là ci sono gli applausi per questa parte, li possiamo anche così limitare, oppure li fate più brevi o li evitiamo, che tanto in ogni caso l'università, gli spazi, la riqualificazione sociale, benissimo, la ricerca, la cultura, la disponibilità non solo di persone di cultura che la abitano, ma anche di biblioteche, di spazi dove poter magari insomma attingere anche a qualche libro o a qualcosa, ma l'università è anche innovazione. Allora si parla tanto di queste smart city, di città tecnologiche, di reti, è possibile una connessione, è possibile, non dico sfruttare, ma fruire di quello che l'università produce in questo senso. Insomma, un comune moderno dovrebbe giovarsi di più di tutto questo che l'università è in grado di produrre. A chi tocca? Toccherebbe a Patrizia Bisinella, però la prego di essere un po' più breve, perché se no siamo sbilanciati. Allora, assolutamente sì, io penso a potenziare la piattaforma web che già esiste con le app dedicate per la Smart City di Verona, che sono legate una all'offerta turistica e l'altra proprio a tutte le tecnologie e le innovazioni che sono state lanciate, come per esempio le centraline per la ricarica delle auto elettriche che sono partite in città, ma anche proprio per avere l'offerta di quella che è non solo l'offerta turistica e culturale, ma anche proprio della ricerca dell'innovazione, che va sicuramente potenziata, che va innovata. Il secondo aspetto che è nel mio programma, trovare ancora più spazi dedicati per le start-up innovative, con collegamento e sinergia sempre diretta tra università e il mondo del lavoro, che è imprescindibile. Oggi ne sono partite alcune, mancano degli spazi adeguati, su questo bisogna certamente fare di più e individuare ulteriori spazi, così come quelli di coworking che sono partiti, stanno mostrando di funzionare, vanno aiutati, vanno implementati. Secondo aspetto, io non mi nascondo il fatto che oggi l'Università di Verona richiami da fuori sede oltre 8.000 studenti. Certo, il campus che sorgerà dovrà avere degli spazi in più dedicati per loro, per alloggi e spazi anche di ricreativi e di studio. Io quando venivo a studiare qui per motivi di studio mi muovevo da pendolare, però è chiaro che mi sono laureata a Padova, ma è chiaro che è cambiata molto e può ancora più crescere. E ultima cosa, ancora più, oltre che alloggi, spazi condivisi, possibilità di parcheggio per chi fruisce dei servizi universitari. Noi però dovevamo parlare cioè di come un comune moderno possa utilizzare la ricerca che fa l'università per sì, un inciso che si è parlato prima di fare chiarezza. Allora insomma vuol dire, non si può neanche fare finta di niente, vuol dire, ho parlato di trasparenza, si è parlato di chiarezza, allora siamo sinceri, magari non è ben chiaro, visto che si parla di chiarezza. Io non ho detto che c'erano degli atti amministrativi illeciti rispetto al passalacqua, però posso dire che il vice sindaco che ha seguito la questione della caserma Passalacqua è stato condannato e a gestire determinati cose. Detto questo, chiarezza per chiarezza, siccome io prima non ho parlato di atti illeciti amministrativi, ho parlato di questioni giuridiche e giudiziarie che hanno interessato sono entrate nelle vicende giudiziarie di questa situazione, questo agli atti, quindi aggiungo però che se vuole fare chiarezza se uno rischia anche di passare per stupido, come si dice tante volte. Detto questo, o probabilmente lo è. Detto questo, allora sulla Smart City è il primo capitolo del nostro programma, che è una di quelle cose che dicevo prima, che trasversalmente va ad incidere, ovviamente va ad interessare anche quello che è il mondo universitario. Smart City, quindi la città intelligente, è una città che nella mia visione della città futura deve essere una città che eroga dei servizi in modo intelligente, che attraverso la tecnologia, noi non dobbiamo usare la tecnologia meglio, la tecnologia non deve essere il nostro fine, la tecnologia deve essere lo strumento per cui anche un'amministrazione gestisce meglio ed eroga in modo migliore quelli che sono i propri servizi. È altrettanto evidente che
che nell'ambito della creazione della Smart City, si parlava prima di innovazione, di ricerca e di tutto quello che sono le eccellenze all'interno di questa città, è chiaro che nella costruzione della creazione della Smart City il rapporto che dicevo prima di interazione tra la città, la cittadinanza, quindi il Comune di Verona e l'università diventa assolutamente fondamentale. Questo famoso assessorato alla cultura di cui tanto si parla perché non c'era, perché ci sarà, perché è mancato, come lo vedete in un dialogo con l'università? Federico Sguarino. Allora, intanto bisogna farlo perché non c'era, e quindi già un primo passaggio importante e fondamentale è quello che ovviamente non si tratta di mettere una targhetta fuori dall'ufficio, si tratta di mettere una persona qualificata e competente a gestire il comparto della cultura a Verona. In una doppia ottica, per quel che mi riguarda, mi allargo un po' rispetto e poi arrivo al punto perché è troppo importante. Per quel che mi riguarda ci deve essere l'assessore alla cultura e poi quella cabina di regia che noi usiamo da svariati mesi, che è una cabina di regia che deve promuovere la cultura e il turismo non solamente della città capoluogo, perché ormai purtroppo le province sono state svuotate di quelle che sono le loro risorse, quindi non hanno più la possibilità di compiere, di portare avanti questo compito, e quindi deve essere un capoluogo che attraverso una cabina di regia con persone altrettanto qualificate e competenti evidentemente promuove il marchio di Verona, che come dicevo prima va dalla città, da Giulietta Romeo, l'Arena, il brand Vinita, il Lago di Garda, le colline e quant'altro. Io il mio rapporto con l'università posso dire di averlo già iniziato, nel senso che già prima di questa campagna elettorale, proprio per approfondire alcuni temi specifici rispetto a quelli che sono i flussi turistici, rispetto a quelli che sono tutta una serie di grandezze, perché non è che ci si può inventare la mattina cosa fare la sera, bisogna studiare, conoscere la propria città, conoscere le dinamiche della propria città, e dopo aver conosciuto, o meglio, si sanno, si conoscono le dinamiche della città, si approfondisce, e io mi sono rivolto a alcuni competenti e qualificate persone in ambito universitario proprio per ottenere tutta una serie di dati, per ottenere tutta una serie di percorsi che si possono poi attuare. Allora trasferisco quello che dicevo prima, anche su questa cosa, anche nell'ambito culturale, cultura legata al turismo, la presenza dell'università, la presenza delle ricerche all'interno dell'università sono evidentemente fondamentali per dare degli strumenti operativi sia alla parte politica, l'assessore alla cultura, sia alla parte manageriale, cioè coloro i quali dovranno gestire la cabina di regia per la promozione del nostro marchio. Visione futura di un assessorato alla cultura che si parli, che dialoghi con l'università. Allora, fondamentale, come dicevo prima, in questa cabina di regia anche di istituire con figure due che siano esterne alla giunta e tecniche, devono assolutamente avere come interlocutore anche il mondo dell'università. E questo perché? Perché va individuata insieme la via, il percorso, l'attività da programmare con progettazione, ovviamente per chi amministra deve essere avveduta, deve essere responsabile, deve avere soprattutto una visione lungimirante della Verona che verrà, e quindi deve accompagnare Verona ad essere capace di competere con le migliori capitali europee, e quindi richiede una progettazione di lungo respiro. L'interlocuzione sarà fondamentale, e in quel tavolo tecnico io penso di avere come interlocutore costante anche l'Ateneo, anche gli altri elementi, componenti di tutti i settori economico, produttivi e finanziari della nostra città, per quel sistema Verona Vero, quel modello Verona Vero, che è già un brand che noi possiamo potenziare grazie ai risultati raggiunti in questi anni, che sono oggettivi e indiscutibili, per poter valorizzare ancora più, capitalizzandoli per la Verona, che ripeto che verrà, e che ha pieno titolo, capacità e competenze per avere respiro internazionale. Finisco col dire, sempre per amor di verità, ma io credo che qui nell'ambiente universitario lo si sappia, che la vicenda Passalacqua giudiziaria, e lo ribadisco, nulla ha avuto a che vedere con quelle vicende dell'ex vice sindaco, sono cose completamente diverse, nulla c'entra per chi ha letto gli atti di indagine che sono giunti a sentenza. E ricordo che l'ex vice sindaco era in giunta con te, Federico, io in quegli anni non c'ero. Perché non mi
interessa, ma per amor di verità. E aggiungo, sempre per amor di verità, che giustamente ha fatto l'amministrazione comunale in quelle triste vicende a costituirsi parte civile in giudizio, perché se è costituita parte civile non mi risulta che il consorzio GAI, il cui presidente ha 2 rinvii a giudizio per concussione popolare, abbia innanzitutto il presidente ancora in atto, ma non si sia nemmeno costituito in giudizio. Io infatti lo voglio dire, non mi piace fare polemica su questi argomenti, non li voglio usare, noi dobbiamo parlare del nostro programma. Dico solo che per entrambi, sono convinta, per entrambi, queste triste vicende ci auguriamo non si ripetano, ovviamente. Noi però siamo qui per chi sbaglia paga, ma guardiamo avanti, guardiamo il nostro futuro e i nostri programmi. Noi siamo qui per parlare dell'educazione e abbiamo anche come dire, una sede che è quella universitaria, nella quale forse vorremmo volare un pochino sopra a questo. Una partita a tennis e anche se io vi chiedo i trasporti va a finire, passa l'acqua eccetera. Allora io vi chiedo i trasporti, vi metto alla prova e l'università insomma ormai è diventato un mondo articolato dal punto di vista della mobilità. Che cosa immaginate per quest'area ma anche per le altre aree, perché questa è un'università come tutte quelle nostre, insomma un po' moderne, che ha spazi in diverse zone della città. Tocca partire a Federico Sborina con la promessa che non parliamo più di Passalacqua. Un inciso? Vogliamo. Per volare alto bisogna essere liberi e puliti e io penso che sulla questione del trasporto l'avevo già accennato prima. È chiaro che diventa una partita fondamentale. All'inizio della campagna elettorale avevo fatto una sorta, non una simulazione, ma avevo fatto una prova passando una mattina utilizzando i vari mezzi di trasporto pubblico per capire l'efficienza, per capire tutta una serie di cose. E mi sono accorto per esempio che in alcune ore dette morbide, come si dice, gli autobus in una linea particolarmente trafficata generalmente, che è quella, ho preso l'ospedale di Borgo Trento per arrivare fino alla stazione di Porta Nuova, non c'era praticamente nessuno. Mentre invece mi è stato fatto notare da un'infermiera che saliva all'ospedale di Borgo Trento che per esempio c'era la difficoltà di muoversi in alcuni orari tra l'ospedale di Borgo Trento e l'ospedale di Borgo Nuovo. Perché dico questo? Perché, come dicevo prima, anche rispetto al trasporto ci sono delle sedi universitarie che sono dislocate su parti differenti del territorio comunale. Quindi bisogna ripensare una mobilità che è una mobilità pubblica, cioè una mobilità data dal trasporto pubblico, ma che è data anche per esempio dal bike sharing. Le persone giovani insomma, la bicicletta la utilizzano parecchio. Io ho inaugurato il bike sharing nel febbraio-marzo del 2012 con 21 stazioni, soprattutto nel centro storico, ma la mia idea era poi quella di implementarla con delle altre stazioni che collegassero il centro storico con i quartieri e i quartieri tra di loro. Questa cosa si è bloccata e quindi dovrà invece riprendere vigore, come dovrà riprendere vigore la possibilità, ovviamente se utilizzi il bike sharing o la tua bicicletta privata, se non te la fregano, sarà quello di fare delle piste ciclabili. Ovviamente io sono per le piste ciclabili in sicurezza. Ci sono alcune piste ciclabili che tu rischi la vita, quindi sì alle piste ciclabili, ma piste ciclabili che devono essere fatte laddove ci si può muovere in sicurezza. Quindi fare un piano urbano della mobilità sostenibile che ancora questo comune non ha e ripensare quindi la mobilità e il traffico rispetto a queste cose. Dopodiché è evidente che non ci si potrebbe fermare qua, perché quando si parla di mobilità e traffico si deve parlare anche di impianto urbanistico della città, perché se tu porti degli altri attrattori di traffico puoi mettere tutti i trasporti pubblici che vuoi, ma rimangono intasati nel traffico. Quindi la domanda necessiterebbe, mi permette di dire, di uno sviluppo ulteriore, perché bisogna ripensare anche, mi viene da pensare da parte di Verona Sud, dove se tu costruisci effettivamente dei centri commerciali di fronte a quella da fiera, rischi di creare ulteriormente il traffico per la zona della città. Quindi è un'occasione, chiudo, perché forse mi sono preso un attimo più di tempo, e poi chiudo, è un ripensamento, è un ripensare in modo più generale
la mobilità e il traffico rispetto anche a quelle che sono le scelte urbanistiche della città, rispetto a quelle che sono le esigenze e le richieste che in un dialogo con alcuni soggetti importanti, parliamo di università, le richieste e le istanze che vengono rispetto a quelle che sono le necessità di mobilità sia degli studenti, ma si parlava prima anche di un gran numero di professori, quindi degli uni e degli altri, coloro i quali cioè fruiscono degli ambiti universitari. È naturale che noi dobbiamo insomma sintetizzare. Anche su questo punto è fondamentale per forza di cose l'interlocuzione con l'Ateneo. Il fatto che sia stata introdotta dall'amministrazione Tosi il bike sharing è stato un passo avanti fondamentale e recentemente si sono raggiunti grazie a questa amministrazione dei finanziamenti ulteriori per l'apertura di altre 15 stazioni. Il car sharing che certamente va potenziato e certamente insistere ancora più sulla ciclabilità, ma non posso anche che pensare alle idee che ho per la Verona che verrà, perché questo potenziamento io lo leggo molto anche al fatto di insistere con l'interlocuzione con Ferrovie, e lo dico solo come accenno, per quelle opere compensative che ci consentiranno due cose: da un lato di per esempio valorizzare la stazione di Porta Vescovo e creare davvero una grande capacità di comunicazione e di mobilità con il polo universitario, e poi sempre attraverso queste opere compensative creare un vero veicolo facile, una mobilità facile e veloce con il collegamento 4x4 e da via Torbido a Basso Acquar, e per collegare poi il nostro campus, questo campus, con il polo universitario e sanitario di Borgo Roma. Del pubblico sono numerosissime, ve le faccio vedere, quindi sicuramente non riusciranno a rispondere a tutte. Io comincio a leggerle, vi prego di essere il più veloci possibili perché insomma i grandi temi più o meno li abbiamo già toccati. Queste domande, poi quelle che non riusciremo a leggere, noi ve le consegneremo, dobbiamo farvi una copia. E voi avrete sicuramente dei social, Facebook, Twitter, avrete tutte queste cose sulle quali ora si parla, in campagna elettorale pure, e quindi dopo ve le consegniamo. Allora, non sono firmate, ma insomma sicuramente la persona che l'ha scritta si riconosce. Per quanto riguarda le quote di genere, riserverete quote in giunta e alla presidenza degli enti, vista la predominanza di uomini rispetto a tali nomine, ovvero quota rosa anche in futuro nella giunta e anche negli enti. Si parte da quota rosa, da Presidente. Allora, io ho la fortuna di aver avuto in lista con me tantissime candidate donne che hanno poi contribuito a arricchire molto il mio programma, quindi sia in consiglio comunale che certamente anche in giunta avrò presenza femminile moltissima, però ci tengo a sottolineare che tutte le valutazioni saranno fatte sulla base del profilo di competenza ovviamente e di preparazione. Io in genere nella mia vita non sono mai stata favorevole alle quote, perché ritengo che uomini e donne debbano essere giudicati per capacità, competenza, per i loro profili professionali. Per fortuna con me c'è davvero una grande partecipazione femminile di tutte comprovate esperienza, quindi sono fortunata e certamente mi aiuteranno molto nell'azione amministrativa. Federico Sborina, ponte di genere. Allora, forse per la prima volta siete d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, ho già detto anche in un'altra situazione, in realtà proprio la settimana scorsa, nel senso questo tipo di rumori strani, nel senso che io ritengo che noi avevamo in lista tante donne, più di quelle che erano previste dalla legge, perché è anche brutto, a me non piace proprio le quote rosa, ci sono tantissime donne che hanno, secondo me, tra l'altro, quando si mettono a fare politica hanno una marcia in più rispetto a tantissimi uomini, e quindi la scelta verrà fatta sulla base, come ho detto ai miei amici, sono d'accordo, sulla base della competenza, del merito, a prescindere dal fatto che sia uomo o donna, ma non evidentemente con il fatto di essere donna che sia una penalizzazione, perché, lo ribadisco, ci sono donne che talvolta hanno sicuramente una marcia in più rispetto agli uomini. Benissimo, evitiamo gli applausi, direi, così andiamo veloci.
tanto li diamo per scontati. Come pensate di gestire la questione dell'integrazione culturale, un tema complesso da affrontare dati i preconcetti razzisti, leggo, radicati nella cultura veronese? Ma io penso che l'integrazione si porti avanti attraverso l'offerta, intanto partendo dalla difesa di quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri valori, le nostre idee, e dal rispetto che tutti noi in primis. Perché guardate, io dico sempre che tante volte noi dovremmo farci un esame di coscienza su quello che è il nostro rispetto alla nostra città, rispetto ai nostri valori, rispetto alle nostre idee, alle nostre culture, prima di pretenderlo dagli altri. È evidente che nel momento in cui lo pretendiamo, dobbiamo pretendere da noi stessi, altrettanto lo dobbiamo pretendere dalle persone che vengono a vivere nella nostra città. Il rispetto bisogna guadagnarselo, la fiducia e la stima bisogna guadagnarsela, anche e soprattutto poi con il buon esempio che ognuno di noi, io dico sempre più velocissimamente, nessuno a casa sua butta per terra un fazzoletto di carta, lo butta nel cestino. Ecco, ripartiamo da qua e l'integrazione funzionerà per tutti. Come pensa di gestire l'integrazione culturale, Patrizia Visinelli? Ma certamente allora va accompagnata, noi non possiamo nasconderci il fatto che oggi a Verona vi siano presenze di comunità diverse e già c'è una grande difficoltà nell'integrazione e anche nel favorire per esempio la stessa conoscenza della lingua per i ragazzi che sono presenti fin dalla giovane età nel nostro territorio. Un bilanciamento importante, un'amministrazione avveduta che deve interloquire con tutte le associazioni presenti sul territorio, ma che soprattutto deve ovviamente mettere al centro di tutto il rispetto delle regole per una giusta e sana integrazione. Io questa mattina parlavo con 2 insegnanti della via Porta Catena che fanno parte, sono 2 docenti di quell'istituto che si occupa proprio del percorso scolastico di integrazione dei ragazzi di varie etnie che sono presenti nel nostro territorio di comunità diverse. E non è facile, non è assolutamente facile, va seguita con molta attenzione affinché davvero vi sia qui chi si integra perché rispetta le regole, perché fa parte e accetta i valori, le regole e quelle che sono anche le nostre tradizioni locali, con un percorso vero che laddove funziona sta dimostrando di portare ottimi risultati. Andiamo veloci perché adesso il tema è difficile. La domanda è questa: la vostra posizione sulla Fondazione Arena. Capisco che è più difficile fare sintesi, ci vorrebbe un incontro solo per questo, però insomma la situazione della Fondazione Arena la conosciamo, è molto importante, ha avuto dei momenti assai difficili, è in qualche modo ripartita e sta ripartendo. Come la vedete in futuro? Io direi in 50 secondi. Vediamo se ci riesco. Io parto dalla considerazione del sovrintendente Polo che attesta che l'amministrazione, la gestione della fondazione è riuscita a dare la possibilità di contenere il debito e le spese e nello stesso tempo cercare di incrementare i ricavi. 2 considerazioni: per me un approccio, una organizzazione, una gestione sempre più manageriale e meno sindacalizzata, e secondo aspetto, perché no, nell'immediato unire le forze con Fenice di Venezia, sempre che ovviamente siano d'accordo, in quanto noi col nostro monumento abbiamo un'offerta nella stagione estiva, ovviamente loro in quella invernale. Una gestione unitaria consentirebbe di contenere le spese e di fare un grande modello di fondazione unica che sia presente e forte, valorizzando Verona, valorizzando Venezia come modello veneto internazionale. Ovviamente nell'attesa della riforma organica di tutte le 14 fondazioni liriche e sinfoniche che in Italia versano tutte in condizioni di debito e di dissesto sostanzialmente a causa dei tagli del fondo FUS, che pare che il governo e il Ministero dei Beni Culturali proprio in questo periodo sia pronto ad emanare, quindi ci auguriamo che lo faccia in tempi rapidi. Un minuto ora anche a Federico. Io non penso che noi siamo come tutti gli altri, perché noi abbiamo una cosa che abbiamo solo noi, unica al mondo, è l'Arena di Verona. Questo è il primo punto. L'anno scorso, ad aprile del 2016, il sindaco, cioè il presidente della Fondazione Arena, ha chiesto la liquidazione coatta. Quindi dire che le cose vanno tutte bene per avere un prodotto che abbiamo solo noi vuol dire che non è quantomeno corretto. 2 cose: se tu sei un'azienda ed hai il prodotto che hai solo tu al mondo, non ce l'ha nessun altro, e l'azienda fallisce o comunque diciamo va molto male, il primo problema è che in un'azienda viene cambiato il management, perché se tu hai una cosa unica
cosmetica da mettere sul mercato e non riesci a venderla, non riesci a produrla, vuol dire che sei tu che non sei capace di farlo. Quindi prima cosa, cambiare il management. Seconda cosa, il nuovo management avrà un compito che il sindaco di Verona dovrà dare a quel management: alzare l'asticella della qualità. Io faccio sempre un esempio per stare nel minuto e dico sempre, visto che sono appassionato di sport e di calcio, che se tu dentro al Santiago Bernabéu metti a giocare tutti i giorni, 365 giorni all'anno, il Barcellona e il Real Madrid, fai sold out, fai pieno tutte le sere, perché dentro un contenitore di eccellenza ci metti 2 squadre di eccellenza. Se tu dentro a Santiago Bernabéu ci metti, io esempio faccio sempre il Cadore e Catania Beach, cioè le ultime 2 squadre miei di amatori, non ne va nessuno evidentemente, perché dentro un contenitore di eccellenza, se non ci metti uno spettacolo di eccellenza, la gente non ci va. Nuovo management e alzare l'asticella della qualità. Abbiamo un altro tema che richiederebbe un'intera serata. Domanda: cosa facciamo all'Arsenale? Tocca ancora a Federico Guarina. Sì, se no. Allora, l'Arsenale noi non vogliamo che venga fatto quello che secondo noi è, cioè un centro commerciale nel centro di Borgo Trento. L'Arsenale deve rimanere in mano pubblica, il pubblico, cioè il comune, cioè i cittadini veronesi, non devono chiedere il permesso, magari pagando un canone senza il magari, per entrare all'interno dell'Arsenale. Deve rimanere nostro, ovviamente con la disponibilità, perché non sono uno scemo, qualcuno dirà adesso sì, invece sei scemo, io penso di non esserlo, e penso che il supporto dei privati sia fondamentale per recuperare uno spazio fondamentale per la nostra città, ma la mano deve rimanere prioritariamente pubblica, con degli aspetti importanti che si possono creare e costruire insieme, con un percorso anche qui condiviso con il mondo universitario, con il mondo della cultura, con tutto il mondo della città, perché l'Arsenale è nostro, dei veronesi, e sono i veronesi attraverso le loro eccellenze e le espressioni migliori che devono decidere cosa fare e cosa mettere dentro l'Arsenale. Chiunque arriverà ad amministrare la città si troverà finalmente, dopo 30 anni di chiacchiere a vuoto, il recupero, la valorizzazione di questo immenso patrimonio che sarà restituito ai veronesi. Verrà creata un'ampia piazza vetrata coperta collegata al centro storico, non sorgerà nessun centro commerciale, perché vi sono 11 negozi che hanno una metratura massima di 200 metri quadri, quindi sfido chiunque a dire che possa essere un centro commerciale. Verranno creati dei punti di ristoro, un paio di caffè, un punto di ristoro, tutto il resto è e rimarrà pertinenza pubblica, in spazio pubblico, perché verrà creata addirittura una scuola dell'infanzia, e il resto saranno spazi museali. Quindi finalmente chiunque si troverà ad amministrare avrà recuperato e salvato questo immenso patrimonio. Tra l'altro l'ex assessore Sboarina della prima giunta Tosi, quel programma di valorizzazione e recupero dell'Arsenale, che prevedeva addirittura delle condizioni peggiorative di 99 anni di concessione, anziché poi ridotte dalla seconda giunta Tosi a 50, l'aveva votato e sottoscritto, quindi mi fa un po' specie la mancanza di coerenza. Credo di dover non è vero, ma vuol dire uno che si prende di conoscere il diritto amministrativo e poi inciampa e su queste bucce scivola, su queste bucce di banane del diritto amministrativo. La delibera con me, ma non la voglio tirare fuori per non cadere nelle polemiche che non avvengono. Io non ho mai interrotto, mi permetto di dire che quella dell'aprile 2012 era una relazione di giunta che non ha nessun valore da un punto di vista amministrativo giuridico, perché la delibera di giunta, la relazione di giunta significa che arriva un assessore, tra l'altro era il vice sindaco del tempo, arriva l'assessore che dice ci sarebbe un percorso di un certo tipo, c'è un'azienda che vorrebbe Rizzani Leica 99 anni, cosa fa? Perché così succede dopo, bisogna sapere la roba in giunta, cosa faccio? Vado avanti, facciamo le osservazioni, cosa ci dicono? Va avanti. Non è mai successo che una relazione di giunta venisse bloccata, perché si chiede semplicemente di andare avanti, poi si va avanti, si vedono le osservazioni, si vedono cosa dicono, tu dici, aggiungi, togli, mi piace, non mi piace, arriva la delibera di giunta. La delibera di giunta è stata votata nel settembre del 2012, quando io ero tornato a tempo pieno a fare la mia bellissima professione di avvocato che ho fatto nel altro tema difficile: 11 interdittive antimafia in 2 anni. Il territorio di Verona vede palese intreccio tra affari e crimine. Concretamente cosa farete? Cosa può fare un sindaco? Allora, che la mafia o la 'ndrangheta non
siano più quelli che vedevamo nei film con la coppola, la lupara, è chiaro. Portano i colletti bianchi, la cravatta, sono vestiti bene e fanno affari nelle zone ricche. Siccome noi siamo una, per fortuna nostra e per grazia di Dio, una delle zone più ricche della città, è mettersi prosciutto sugli occhi, come fa qualcuno, dire che non esiste il problema della mafia sul nostro territorio. Okay? Allora il problema esiste, quindi bisogna crearsi degli anticorpi. Io ho lanciato a tutti i candidati sindaci quando eravamo in campagna elettorale, e quindi rimarco questa cosa, rilancio questa cosa, che si daranno il consiglio comunale quando io diventerò sindaco, di creare una commissione permanente sulla trasparenza, una commissione permanente che verifichi e che mi dia una mano, perché tutti dobbiamo creare gli anticorpi dall'interno per fare in modo che i corpi sporchi rimangano fuori dalla nostra casa di vetro, perché la nostra casa di vetro, il comune di Verona e la casa comunale siamo noi, siamo i cittadini veronesi, e quindi lancio questa proposta a tutti, ho già lanciato questa proposta. Ovviamente dovrà essere fatta rispettare la legge anticorruzione, il codice degli appalti, ma questo mi sembra evidentemente il minimo che si debba fare, ma ci metteremo anche qualcosa di più, perché oltre a questa commissione verificheremo anche faremo tutte quelle verifiche anche ulteriori per certificare che chi viene a lavorare sul nostro territorio e partecipa ai bandi della pubblica amministrazione, cioè del Comune di Verona, sia come il Comune di Verona dovrà essere, cioè una casa di vetro assolutamente trasparente. Che cosa intende fare Patrizia Visinelli? Allora, sempre per amore di verità e non assolutamente Federico per far polemica, ma la famosa delibera di è importante perché è operazione verità, dice di esprimere parere favorevole stabilendo di proseguire con la procedura attivata dal proponente nei termini e alle condizioni descritte, fate un atto di accesso pubblico agli atti e vedete le delibere di giunta approvate e protocollate. Punto. Per quanto riguarda la domanda, ha lasciato spazio, mi scusi moderatrice, a lui per dibattere, deve lasciare lo spazio anche a me per dibattere. Io ho finito. Adesso finisco con rispondere alla domanda, nella quale dico che sono d'accordo. Mi scusi, io sono il moderatore. Appunto, ma anche la possibilità di replica, devi dare la possibilità di replica. Glielo do tutta quella che vuole. No, sto parlando della domanda. Appunto, io sono il moderatore, chiedo moderazione. Certo. Ecco, non infandiamoci, non No, ma scusi, dottoressa. Falla parlare, dai, falla parlare. Ha fatto parlare lui, ho concluso. Mi sembra di sì. Sono dettagli che Lo dica al mio collega, in questo caso collega candidato sindaco, ovviamente. lei ha un minuto e 22 secondi. Perfetto, io avevo già, dottoressa, io avevo già finito di replicare al pari di quanto ha fatto il mio collega candidato sindaco. E ora parlo rispondendo alla domanda e anche ribadendo che già nel mio ruolo di donna impegnata nelle istituzioni da senatrice della Repubblica quale sono, a partire dal 2013, certo che ho messo massima attenzione a questi temi che riguardano l'intero Veneto e purtroppo va detto tutte le regioni del nord, perché queste criminalità organizzata, queste associazioni di mafiosi o di 'ndranghetani cercano di andare dove ovviamente c'è mercato, dove c'è un mercato che attira di più e forza più presente economica. Massima attenzione sì, sono concorde con Federico su questo e certamente in tutte le nostre possibilità nell'amministrazione comunale, per quanto di competenza, accompagnare il lavoro che già la prefettura sta portando avanti ottimamente. Dire che il tempo che abbiamo, io cerco di darvi lo stesso tempo, quello che volevo dire era usate un minimo di moderazione, nel senso che vi parlate di cose delle quali anche la maggior parte delle persone non sa esattamente, quindi magari ci interessa di più sapere da entrambi cosa prevedete per la riqualificazione dei quartieri. Parte Patrizia Visinelli. Sì, allora è fondamentale anche questo, perché è chiaro che la nostra città si può sviluppare ancora più, può crescere ancora più, essere ancora più forte, ovviamente sicura, pulita, decorosa, se ancora più collega il suo centro storico a ogni quartiere.
massima valorizzazione a quelle che è. Io parto anche da ciò che mi sono sentita dire sempre in campagna elettorale dai cittadini. La prima necessità è che per fortuna qualcosa è stato fatto, perché chiaramente le amministrazioni comunali fanno fatica ad avere, in caso del Comune di Verona, a 120 milioni di euro fermi a causa dei vincoli del patto di stabilità, ma la prima cosa è continuare sulle asfaltature di strade e marciapiedi che riqualificano anche da un punto di vista o come dire di mobilità immediata per chi ci vive la vita quotidiana delle persone. Secondo aspetto, ancor più aprire centri di aggregazione che possano essere centri di aggregazione non solo per i giovani ma anche per gli anziani, affinché siano parte attiva della comunità, siano ancor più protagonisti dei quartieri e che per loro sono fondamentali per avere degli spazi di ritrovo e di ricreazione. Ancor più fare quello che io ho messo in programma delle case cultura in ogni quartiere. Case cultura significa davvero un'offerta culturale che valorizzi ogni scorcio, ogni piazza, ogni chiesa di ogni quartiere e creare un circuito vero, culturale, turistico, storico, architettonico anche con le piazze principali, e quindi significa portare anche nei quartieri molte delle iniziative e molte delle attività che magari oggi sono concentrate più nel centro storico, perché questo consente anche una riqualificazione di quelle aree. Ovviamente poi insistendo sulla mobilità, sulla viabilità e sulla ciclabilità per collegarle davvero al centro. Federico Sguarina, lei come intende riqualificare i quartieri? Allora, noi abbiamo scritto ancora nel programma a novembre che vogliamo una città policentrica, quindi per città policentrica sempre una città che non ha tutto concentrato nel centro storico, ma che fa vivere i quartieri. Quindi ripartiamo dai quartieri dal basso, perché le strade marciapiedi, per quel che mi riguarda, non si mettono a posto solamente 3 mesi prima delle elezioni, perché è vero quello che diceva la senatrice Patrizia, cioè che una delle maggiori istanze che viene dalle persone che abbiamo incontrato tutti probabilmente in questi giorni in campagna elettorale è proprio uno pensa alle dinamiche della Verona del futuro e poi ti rendi conto che il problema principale è di inciampare sempre nella stessa buca, sullo stesso marciapiede ogni mattina che te esci a casa, e quindi alla fine quello diventa un problema. Riqualificare da lì, ho detto togliere il termine periferia dal gergo, dal vocabolario del Comune di Verona. Qualcuno mi ha detto ma nel programma hai scritto le periferie. Certo, perché lo toglieremo dopo, infatti ci sono ancora le periferie, abbiamo parlato delle periferie, noi vogliamo dei quartieri che hanno una piazza, sono dei centri storici con una piazza, le strade, i negozi, e poi bisogna far seguire le parole anche i fatti, perché secondo me, magari una visione sbagliata, continuare a costruire centri commerciali uccide i quartieri anziché risollevarli e recuperarli. Allora anche su questo bisogna far seguire le parole a un programma, bisogna far seguire dei fatti che siano congruenti con quello che si dice, perché sennò difficilmente si recuperano i quartieri se si cerca di ucciderli. Trasparenza. Cioè io leggo le domande del pubblico. Sono le 19:30, quanto andiamo avanti con questo? Tu come sei messo? Tu cosa fai? Ma perché io avrei altri impegni, ma immagino che tu, no, diamoci magari perché poi Ma detto così sembra che le domande, due domande. va bene, le restanti diceva di rispondere Noi ve le consegniamo le restanti e voi ne fate quello che volete direttamente con l'università. dopo ci mettiamo o rispondiamo sulle nostre i palle. vostri Perfetto. i vostri. Tocca A me però trasparenza. Molti questo è il tema. No, ma è specifica la domanda, è specifica. Molti candidati a sindaco italiani hanno risposto all'appello di Sai chi voti online per rendere pubblico sul web curriculum vitae, status giudiziario, potenziali conflitti di interesse. A Verona, questo risulta a chi ha scritto, solo Sguarina ha aderito, non so se è corretto. Ha intenzione anche Bisinella di rispondere all'appello? Credo che sia. Allora, io ho risposto, devo dire per onore del vero, per onore di verità, che quando ho risposto io mi risultava che altri 2 candidati, non Patrizia ma altri 2 che erano candidati avessero già risposto, quindi non so se poi nel frattempo io ho risposto e perché mi sembrava corretto in assoluta trasparenza, dico altrettanto con altrettanta sincerità che non dovrei essere stato l'unico, perché mi risultavano altri 2, non mi ricordo se non dico chi perché sennò rischio di sbagliare, non so se tu l'hai fatto dopo, questo non lo so.
No, io non ho visto questa richiesta sinceramente, però dico che è una legge nazionale che lo prevede adesso, cioè la riforma, uno degli aspetti della riforma Madia recentemente introdotta, uno dei decreti attuativi, quindi varrà a livello nazionale, varrà per ogni amministrazione pubblica, tutte, anche i comuni, e varrà anche per tutte le aziende partecipate dai comuni, prevede come obbligo quello di pubblicare i curricula vitae e anche, non so, se sono state fatti bandi di gara per le selezioni, i concorsi eccetera, quindi certamente, perché sarà anche un adempimento. Poi se non sarà un obbligo già con una scadenza nel momento in cui entreremo, o io e Federico diciamo nel ruolo di sindaco, lo attiveremo, lo attiverò anch'io senz'altro, non vedo quale sia assolutamente il problema. Velocemente aggiungo solo per precisare che è corretto ovviamente che poi diventa un adempimento di legge quando tu ricopri e resti in carico. Questa era una voglia di trasparenza rispetto a un candidato che ho detto che poi diventi sindaco o consigliere comunale, e quindi era una voglia di dare ancora una maggior trasparenza proprio perché ad oggi non era ancora un obbligo di legge. Io ho deciso che nell'assoluta trasparenza l'ho dato anche senza avere l'obbligo di legge, perché questo mi sembrava la cosa più corretta. Leggiamo l'ultima che viene da uno studente straniero, si intitola così. Noi siamo spesso il bersaglio delle persone che ci trattano da, virgolette, leggo, negri, tornate, virgolette, nel vostro paese. In qualità di sindaco darete delle sanzioni a quelle persone? Poi c'è un'altra domanda che però non credo che sia nelle competenze del sindaco. Il problema della durata della pratica per rinnovare il permesso di soggiorno ci impedisce spesso di andare in Erasmus. Quali soluzioni avrete per questo problema? Non credo che possiate rispondere solo sulla prima parte, se è possibile. Tocca alla signora Presidente. Allora, anche da senatrice mi sono occupata di questi temi purtroppo, perché quella della lungaggine burocratica amministrativa è un problema che attiene alla normativa nazionale e che sui singoli territori è condotta dalle prefetture. E purtroppo è vero, determinano dei grossi problemi. Penso anche a tanti che vengono per esempio a lavorare nella nostra sanità e sono di altre nazionalità, fanno addirittura fatica a prendere il servizio come medici o chirurghi per problemi di riconoscimento di titoli. Ripeto, lungaggine vera, italiana, un problema che esiste anche per coloro che non hanno titolo a rimanere, dovrebbero essere allontanati del pari, è un tema di lungaggini rispetto ai quali un sindaco purtroppo non può intervenire. Per quanto riguarda invece la prima parte della domanda, certamente è un approccio anche culturale, un approccio poi anche di attiene all'educazione personale, alle forme di civiltà, no? Che sono insite nelle persone e che certamente un'amministrazione può favorire nell'accompagnare una crescita di un approccio culturale diverso nella sua comunità, adottando in sinergia con chi si occupa anche dell'educazione e della crescita dei nostri ragazzi nel loro percorso formativo, qualsiasi modo che favorisca una sana, giusta, corretta integrazione. Questo certamente mi sento di dirlo e di assumerlo come impegno. Federico Sguarina. Adesso sulla parte evidentemente non è la nostra disponibilità e competenza, quindi non mi soffermo sulla prima. Evidentemente anche sulla prima non è che uno le sanzioni che possono essere date, ma è chiaro che se ci sono degli imbecilli bisogna quantomeno rilevare che esistono degli imbecilli. La riprova del fatto che sullo stesso tema che dicevo prima, cioè sul rispetto delle regole, che siamo i primi a dover rispettare, e ovviamente poi sono anche gli altri che vengono a casa nostra a dover rispettare. Nelle nostre liste io avevo delle persone che vengono da varie parti del mondo, che sono assolutamente integrate qui da 25-30 anni, che sono degli imprenditori tra l'altro affermati, peraltro molto affermati, e questo è il sentimento proprio del mio approccio rispetto a questo mondo, cioè rispetto a questa situazione che ci viene messa sotto gli occhi. Quindi assolutamente è una posizione assolutamente propositiva con quelle premesse che mi permetto di sottolineare, che però ho detto prima. Benissimo, direi che possiamo concludere.